Grazie. Intanto io voglio ringraziare sia Pantera che Angioni che questa sera ci consentono di fare un dibattito sereno. Purtroppo questo è un argomento che di norma non consente dibattiti sereni, così come è origine di minacce, di distruzione di siti, compreso il mio, e tante altre cose, insomma, che sono tutt'altro che serene, come invece dovrebbe essere sempre un confronto su questioni, anche se, come dire, incerte, no? Nella loro definizione come questa. Io mi sono mosso, come diceva Antonio, e sono sempre più convinto, nonostante che la metà delle mail che ricevo dicono che sono un pasto per perdere tempo, no? I politici dovrebbero fare altro e non interessarsi di questi problemi. Sono sempre più convinto perché penso che il ruolo di un politico, di un amministratore, come diceva Antonio, sia quello di ascoltare i cittadini, le persone, soprattutto quando esprimono delle preoccupazioni. E quindi che la nostra funzione sia quello di cercare di capire e possibilmente anche di dare risposte soddisfacenti in grado quindi di far superare le paure rispetto a situazioni di questo tipo e di altro genere. E quindi mi sono subito mosso con una prima interrogazione rivolta sia al Ministro dell'Ambiente che quello della Difesa e un terzo che adesso non ricordo, e quello della Sanità, della Salute. Mi ha risposto il Ministero dell'Ambiente una lunga lettera, come diceva Antonio, me la sono letta, poi tra l'altro non sono un esperto, se ci vanno i miei figli trovano molte più cose, sono andato a vedere su internet, basta andare su Wikipedia, trovo quelle cose dette meglio, no? E quindi questo mi ha lasciato subito molto perplesso, perché si tranquillizzano in questo modo i cittadini, anche perché poi le risposte erano molto vaghe. Devo dire tra l'altro che il sottosegretario Belli ha fatto di meglio dell'allora ministro Pecoraro Scanio, che a un'interrogazione rispose semplicemente no, è vapore acqua, punto. No, ovvero si era sforzato i suoi tecnici, poi c'è un ufficio che è preposto alle risposte, insomma, quantomeno di cercare di essere più convincente, anche se in realtà non è così. A questo punto ho fatto un'altra interrogazione, questa volta rivolta direttamente al Ministero della Difesa per una ragione di fondo, perché poi dovendo riflettere, seguendo chi scrive sia a favore che contro, andando a vedere un po' di cose che sono emerse, ma abbiamo visto per altri versi anche dalle slide che prima sono state prodotte. Insomma, il fenomeno è molto presente laddove ci sono aeroporti militari. Questo Angioni è un elemento che ti do per i tuoi approfondimenti successivi. Veneto, non a caso la seconda interrogazione l'ha presentato l'onorevole Luzzanti, attualmente consigliere regionale in Veneto, con il quale io mi sono subito rapportato quando sono stato avvicinato da Antonio Sarpieri. In Romagna, non a caso ci sono 2 aeroporti militari, sono presenti in Sardegna, no? Qui ce n'è anche di più, Lazio e le Marche anche in parte. Quindi in gran parte troviamo una coincidenza fra questo fenomeno e aeroporti militari e quindi voli militari che sono superiori che nelle altre. Il Ministero della Difesa sostanzialmente risponde, vado in pillole, che si sono ridotti i voli militari in questi anni e che in ogni caso il Ministero della Difesa non ha aerei che siano dotati per fare lo spargimento, cioè l'irrorazione di sostanze. Nel frattempo, come qui è anche emerso, no, nel materiale che arriva, no? Perché poi
dire, quando la gente sa e si interessa, no, invia del nuovo materiale, sono venuto a conoscenza e qui ho letto una parte del materiale che qui è arrivato, questi accordi di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti, eccetera. E quindi la terza interrogazione, che è volta a capire esattamente qual è il tipo di collaborazione che esiste tra l'Italia e gli Stati Uniti, ma non solo. Perché in effetti ci sono delle collaborazioni in questo aspetto, la risposta del Ministero della Presidenza del Consiglio per capire. Faccio una sottolineatura adesso perché poi rapidamente dirò altre due cose più del merito. L'ho fatta la Presidenza del Consiglio in quel modo perché a questo punto ho chiesto la consulenza del generale, che è il consulente del Partito Democratico per quanto riguarda la difesa. E se tu fai delle richieste riferite a questioni militari e quindi che hanno il segreto, naturalmente non ti rispondo. Quindi l'interrogazione l'ho presentata in modo tale che non fosse, come dire, censurabile dal punto di vista del fatto che dall'altra parte c'è un segreto militare, quindi non rispondo. Detto questo, io voglio anche dire con sincerità che quello che penso, perché insomma se lavoro da 2 o 3 anni mi sono fatto un'idea, e quindi voglio socializzare da questo punto di vista. Le scie di condensazione sono tali, sono quelle. Quando io prima dicevo c'è una convenzione sui 70, poi ci sono quelle variabili che diceva Giorgio, però sostanzialmente su questo c'è un sostanziale accordo che esistono le scie di condensazione e che non sono solo gli aerei militari, naturalmente, perché anche quelli civili emettono nell'aria le stesse cose. Su questo non si discute, però è altrettanto chiaro che abbiamo a che fare con 2 elementi rispetto ai quali io penso che la nostra mobilitazione, la nostra azione, quella di Antonio, la mia, quella di altri, è comunque utile al di là delle risposte che avremo, perché comunque faremo presente a chi ci governa la preoccupazione e l'attenzione verso fenomeni che probabilmente non possono essere, cioè le cose che si fanno rese pubbliche, ma che però ci sono e quindi debbono essere sviluppate, tenendo conto che ci sono delle persone, carne ed ossa, che non possono subirne gli effetti. La prima questione riguarda e sta sotto la parola ricerca. I 2 settori fondamentali per la ricerca sono ad esempio la Formula 1 per quanto riguarda appunto quello che riguarda la mobilità in terra, e sono appunto gli aerei, cioè il volo in cielo per quanto riguarda appunto la comunicazione in particolare, ma non solo. Quindi che ci sia una ricerca che viene fatta attraverso i voli militari e non militari, questo è un dato scontato. Come qualcuno diceva, ad esempio per quanto riguarda la questione della ricerca militare, che riguarda la possibilità, qualcuno avrà sentito parlare, forse tutti, dei cosiddetti aerei che non si vedono, quindi invisibili. È evidente che se sono visibili perché sono fatti come gli altri di te, c'è un qualcosa che li rende stabili, allora ad esempio io sono convinto che nella ricerca da questo punto di vista che riguarda le comunicazioni ci sia appunto quello che prima era richiamato, riguardi degli studi che tendono magari a fare in modo che gli aerei non siano intercettabili dai radar, quant'altro. Poi con quali siano gli strumenti e le sostanze, se sono sostanze usate, questo indubbiamente non è dato da sapere, perché probabilmente sarà difficile sapere. L'altra questione della ricerca riguarda un fenomeno che oggi con il quale dobbiamo fare i conti, anzi già facciamo i conti da anni. Non è un'invenzione di qualcuno la mutazione climatica. Il problema del clima è il problema dei problemi,
priorità dell'umanità.